eclipsi, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Siamo aperti e siamo in simultanea con voi. Che succede? Siamo aperti. Ciccio Barbò, siamo aperti in simultanea con voi quando sono scoccate le 12:38. Insieme a Francesco il Grande, meravigliosamente il suo autore di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a, ve lo dico subito, 137,5 metri sopra il livello del mare, con temperature che, secondo la commissione interna, sono all'interno di questo edificio arrivate a 24,7 gradi centigradi, mentre esternamente sono pervenute all'8,7, 69% l'umidità, 1032,9 la pressione in millibar. L'abbraccio è forte, cominciamo con fa ancora comunque freddo, quindi abbraccio forte alla signora Adriana Angela, alla signora Clotilde e alla signora Carmela. Loro ci seguono dal canale, non solo loro ovviamente, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Perché questa è una radiovisione, il canale 252, perché questa è una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate, e poi potete continuare a seguirci ovunque voi siate, con la Radio DAB, con il sito radiolibertà.net, con il profilo Facebook che vi permette di orientarvi attraverso le nostre programmazioni. Lì trovate la sinossi delle interviste che io metto a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà. Basta per voi lavorare, fioi, ti dicevano da giovane dalle mie parti. E poi ancora Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Poi Twitch, il social di ultima generazione. Abbiamo l'applicazione iOS Android, molto importante, perché vi permette di seguirci ovunque voi siate con i vostri cellulari, in qualunque punto della crosta terrestre vi troviate. E poi a targhe alterne, come un tempo, i parcheggi, YouTube. Allora, prima di questo è che giorno è, quindi genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Tra l'altro, ecco, non ti ho neanche consegnato il programma, dopo te lo consegno. Adesso vado a presentarvele queste interviste che si svolgeranno a partire dalle 14:35 all'interno appunto del che giorno oltre la pagina. Poi abbiamo i rilevamenti demoscopici, sondaggiate e la musica per voi. Io ci tengo, lo sapete, lo ribadisco, per i nuovi, non so se adesso dal 37-38 siete arrivati a 42-43, ma le proposte musicali si legano direttamente ai genetriaci, cioè proponiamo musica i cui autori siano nati in questo stesso giorno in cui compiono appunto i genetriaci, e ci trattiamo bene oggi perché ce la palleggiamo tra De André e i Guns N' Roses. Perché De André? In realtà Maurizio Pagani della gloriosa PFM. Io sono così intellettualmente onesto che, pur non piacendomi la PFM,
riconosco che sono stati una grandissima banda rock. Mi sembra che no, fanno ancora, lo sono ancora. Sono bravissimi. Mauro Pagani, un musicista davvero di grandissimo valore, che musicò Cresa de Ma, l'album, diciamo, frontiera di Fabrizio De André, quando De André lo compose in lingua genovese. Attenzione che, così come Pasolini, anche De André ha fatto un'operazione filologica sulla lingua, cioè il genovese che usa De André in Cresa de Ma, mi è stato detto, perché non lo conosco, che non è proprio quello parlato abitualmente, così come il friulano di Pierpaolo Pasolini non era quello parlato né a Casarsa ma neanche a Codroipo, di qua di là dell'Aghe. Chi di quelle parti sa di cosa parlo. Io sarei un Meneghel, anche se sono Meneghel in riva al tagliamento, perché dopo sono i Meneghel più lontani. E anche Pierpaolo Pasolini ha fatto una ricostruzione filologica. Secondo me questo però questo lo dicono naturalmente gli studiosi di letteratura, quindi riporto, relato, refero. Personalmente ritengo, per quel poco, che Delio Testa abbia fatto qualcosa del genere, perché le sue poesie sono piene di dieresi che nemmeno un, un racconto in lingua, una poesia in lingua tedesca hanno. E quindi il De André de Cresa de Ma, che credo forse David Byrne dei Talking Heads, comunque un pezzo grosso, credo David Byrne dei Talking Heads disse che Cresa de Ma era il disco più importante, tra i dischi più importanti di quegli anni. E poi i Guns Roses, perché in tarda età anch'io sto scoprendo il metal rock, l'hard rock. Qualcuno dice meglio tardi che mai. Diciamo che mi davo toni più sofisticati in gioventù, quindi tutte queste schitarrate le consideravo volgari, sempre col solito pezzo di bravura, bla 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 bla. Invece poi, insomma, da giovani si è anche provato. Eravamo punk, quindi per noi la canzone era suono, infatti adoravo i Kraftwerk, invece assolutamente anche il metal rock, l'hard rock, queste robe qua, insomma, hanno la loro ragion d'essere. Comunque, queste le mie opinioni non c'entrano nulla, perché in ogni caso io vi faccio sentire la musica di chi compie gli anni o chi è nato in questo giorno qua, che è il 5 di febbraio. Linee aperte 0292 94 7222, lo ripeto, 0292 94 722, e c'è anche il servizio WhatsApp 340 670 9659, 340 670 9659. Allora, WhatsApp, dunque c'è un WhatsApp, però l'ho visto in sovrimpressione, ho visto il titolo, è delle 12:26, non mi riguardava chi mi ha preceduto, ma non posso fare a meno di intervenire, perché questo messaggio dice: il medico che ha salvato la sua gattina ha fatto bene. Per me è un eroe, per me è un eroe. Tra l'altro quella gattina lì che si è buttata dal sesto piano è una nerina, però lei ha il musetto bianco e delle macchie bianche. Io ho non so come chiamarlo, perché i gatti non hanno nome, un diabolico eccetera, che quando era bambino piccolo si è buttato dal terzo piano, per poco non ci lasciava le penne, sto stupidino. Mi hanno spiegato la mia compagna, quelli della clinica veterinaria, che non so se sia anche il caso di questa gatta, di questo medico, i gatti neri soprattutto appartengono alla categoria dei flying cats, cioè hanno l'istinto di tuffarsi. Infatti io devo tenere tutto chiuso, perché altrimenti lui si butta. Comunque ho visto che c'è stato addirittura, forse Gramellini mi sembra che ha avuto qualcosa da obiettare. Non uso le parolacce perché non sta bene, perché non va bene, perché questa radio non è mia nella maniera più assoluta, anzi, quindi qui sono ospiti come tutti, no? Come tutti, ovviamente, come tutti, la radio è di tutti, di nessuno, della Lega, e quindi abbiamo tutti chiaramente la responsabilità di non far fare brutta figura alla radio, alla Lega e a tutti gli altri che ci lavorano. Quindi, però vi assicuro che se fossimo in privato sentireste un linguaggio che scandalizzerebbe molti di voi, perché mettere in discussione un essere umano che ha salvato la sua gattina, mi dispiace, ma io
gli offrirei una cena, dico: "Senti, scegli tu il ristorante, andiamo a cena insieme, te la offro, porto la mia porto anche, facciamo così poi, porto i miei gattini, tu porti la tua gattina, porti la tua la compagna anche, mi sembra una senatrice della Lega, quindi giochiamo in casa. Guarda, la pago io la cena, perché lo meriti, perché lo meriti". Questo Gramellini, ma ti piace vedere morire un gatto? Non lo so, signor Gramellini. Lei è davvero, mi sembra che se questa è la posizione è un po' crudele. Qui è stata salvata una vita. Poi ne parlavamo anche tempo fa, presentando un libro che parlava anche dei rapporti con gli animali. Certo, io ho sempre avuto un bellissimo rapporto anche quando ero giovane e quando avevo casa, avevo giardini giardini, gatti nel giardino, no, quando vivevo con i miei genitori. E c'erano bellissimi, sai, e rapporti molto intensi, ma cambia completamente quando il gatto lo hai è il tuo convivente nell'appartamento. Nell'appartamento c'è un rapporto di continuità, no, quando il gatto non c'è tu lo vedi lo stesso. Quando hai il gatto in cortile, avevo un rapporto meraviglioso con una siamese fantastica, straordinaria, però lei aveva i suoi spazi, andava a caccia, andava in giro la notte, aveva i suoi morosi, poi veniva a dormire con me nel mio letto, poi, talmente mangiava con me, però avevamo questa confidenza, ma non questa continuità, e quindi tu ti leghi in una maniera quando hai il gatto in appartamento, e appunto questo medico il gatto ce l'ha evidentemente in appartamento, visto che si è buttata, ma Nina non sta a buttarti, disgraziata di gattuta, non devi buttarti dal sesto piano, comunque vuol dire che anche in appartamento, vivi in appartamento con queste, poi lo stesso per i cani, chi ha i cani lo sa meglio di me che non li ho. E quindi è come se avesse salvato sua figlia. Va bene, una frase esagerata, ma è come se avesse salvato sua figlia, Gramellini. Basta, ho esagerato. Allora, andiamo a presentarvi l'economia, ne parliamo con Gianmaria De Francesco del Giornale, perché abbiamo chiuso l'anno con sempre letture, diciamo, positive, sempre rigorosamente basate su dati Istat. Adesso no, adesso c'è la stima del PIL al ribasso, si scende dallo 0,7 allo 0,5. Poi la ripresa industriale che tarda, anche se nel novembre del 2024 c'è stata una ripresa del più 1,5. C'è il calo dei servizi, meno 0,7. C'è anche il calo dei consumi. E qui c'è un fenomeno che ha anche un nome preciso che però io non ricordo, quando credo appartenga a uno studio di un economista che poi ha vinto il Nobel, quando si è visto che quando qualcuno rimane a lungo tempo con penuria di soldi, con pochi soldi, quando torna a avere cifre diciamo significative, tende a risparmiare e non a spendere. È un comportamento per me assolutamente sorprendente, sono il contrario. Quando non ce li ho non li spendo assolutamente, quando li ho li spendo tutti. Ma è semplice, si vive, si guarda, io non ho debiti, quando sono senza faccio con quello che trovo, insomma, mi arrangio, e quando li ho è perché non spenderli. Come si dice, devi portarteli nella tomba, comunque vabbè, comunque in realtà il comportamento serio di chi magari programma il futuro, eccetera, quello che dopo aver provato appunto lo spavento tende a coprirsi, no, e questo è quello che succede dopo anni tra Covid, tra il costo degli energetici, che tra l'altro il costo degli energetici che è tornato a risalire. E qui c'è un altro aspetto, un altro argomento che affronteremo con Gianmaria De Francesco, il rilancio il ritorno finalmente al nucleare, perché eh, è stato presentato al governo il disegno di legge delega per il nucleare sostenibile. È un testo composto da 4 articoli e sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Questo disegno di legge incarica il governo ad adottare per i prossimi 24 mesi decreti legislativi necessari a definire un quadro normativo organico. L'obiettivo è arrivare entro il 2027 a un testo unico sul nucleare e a un programma nazionale che regolino l'intero ciclo di vita degli impianti, della localizzazione, eccetera. Insomma, un nucleare sostenibile. Ho guardato, non tengo d'occhio tutti i giorni la situazione del nucleare. Io
30-40 anni fa ero spaventato alle scorie radioattive, eccetera, eccetera, ero anche più giovane. Adesso mi sembra che siamo arrivati a un livello di sicurezza decisamente alto, e ho scoperto che ci sono i reattori nucleari di ultima generazione che sono trasportabili, si chiamano Small Modular Reactor, SMR, descritti sicuri, puliti e componibili. Questi impianti sono trasportabili in container e installati su richiesta del committente. Non ne so oltre, ma messa così sembra davvero un ricorso all'energia nucleare che mi sembra abbastanza praticabile. Poi, se si andrà avanti, lo sapete che personalmente è anche una questione di professionalità e di deontologia, la chiamano un po' un termine un po' ridondante, ma siccome io non posso fermarmi, siccome l'energia nucleare conviene se non ci si fa ricorso, perché Francia, Spagna e Germania hanno costi energetici infinitamente minori a quelli italiani, quindi, ma perché, il fatto che sia conveniente non ti può però far chiudere gli occhi. Quindi ditemi, e quindi sentiremo anche l'opinione, quando sarà il caso, quando questo progetto appunto viene portato avanti in Consiglio dei Ministri, anche dei contrari. Ovviamente io non voglio i contrari in malafede, quindi i fanatici non li voglio. Un anno o due fa ho intervistato una ecologista radicale, ecologista storica, che in un suo articolo, infatti l'hanno isolata completamente ovviamente, ha detto che si può pensare al nucleare. Cioè, lei l'avevamo intervistata, mi ricordo che lei ricordava che era tra quelli che andavano in piazza vi ricordate la sindrome cinese? Un film meraviglioso con Jack Lemmon e la Fonda, Jane Fonda, bellissimo film. Quindi eravamo anche terrorizzati, era esploso proprio il film era uscito praticamente in contemporanea, sembrava fatto apposta, con un incidente in Canada. La sindrome cinese era che se il nocciolo di questo reattore avesse sfondato le protezioni, avrebbe perforato la terra e sarebbe spuntato in Cina, dall'altra parte del globo. Per quello il film si chiamava Sindrome cinese. Quindi c'era una grande impressione. Nel 2011 c'è stato un altro referendum, è arrivato dopo il terremoto di Tokyo, nell'86 Chernobyl, quindi abbiamo avuto episodi che comunque bisogna essere stupidi per dire viva il nucleare, assolutamente il nucleare, bisogna farsi delle domande, io voglio avere delle sicurezze. Mi sembra che ci si stia arrivando, è un dato di fatto altrettanto che bisogna essere stupidi a dire no al nucleare, perché Francia e Germania vi hanno fatto ricorso e non risultano problematiche. È vero che vi ha fatto ricorso anche la Slovenia, ha avuto un problema, un reattore, e diciamo le conseguenze sono arrivate a Trieste, le ha avute Trieste, quindi insomma bisogna parlare di questi problemi. Di sicuro, a meno che non si arrivi all'energia gratis per magia, il nucleare è un argomento serissimo e importante. Poi con Giorgio Maria Bergesio, eccolo qua, andiamo a parlare dello scandalo scoperto da The Telegraph, la rivista olandese, che ha scoperto che la Commissione europea, ne avrete sentito parlare sicuramente, adesso ne parliamo noi qui in questa trasmissione per la prima volta, con Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività a Palazzo Madama, attività produttive ovviamente. Praticamente la Commissione ha sovvenzionato 185 associazioni ambientaliste con i fondi del programma LIFE, un fondo che conta di svariati miliardi di euro, per appoggiare, per sostenere con gli stessi europarlamentari, esercitando lavoro di influenza presso, in questo caso si può dire, gli stessi europarlamentari, per appoggiare la legge del Green Deal, il New Green Deal, il Green Deal europeo voluto dall'allora commissario olandese Timmermans, che quindi ha usato soldi pubblici, perché quei soldi, ricordiamolo, sono soldi nostri, non è i soldi che sono così, la BCE li stampa per le proprie spese personali, no, sono soldi nostri, delle tasse comuni,
delle tasse, cioè dei soldi che i singoli paesi versano all'Unione Europea. Ovviamente i singoli paesi da dove li prendono quei soldi? Da noi, è chiaro. Ecco, lui, questo signor Timmermans, quello con la barbona come la mia, ma io sono Ciccio Barbò, invece lui è Timmermans, cosa ha fatto? Ha preso i soldi nostri per fare pubblicità alla sua legge, e assolutamente lui ha detto: ma ho fatto bene, perché ha detto le multinazionali sono piene di soldi, mentre le associazioni, le ONG ambientaliste no. Però è successo che lui l'ha fatto in modo del tutto arbitrario, senza dire niente a nessuno, l'ha fatto di nascosto. Non si fa in democrazia, assolutamente. Poi c'è anche, parleremo della sugar tax, la tassa per diminuire l'uso delle bibite zuccherate. Non so se sia la classica strada per l'inferno lastricata dalle buone intenzioni, o se sia qualcosa invece. Ne parleremo con Bergesio. E infine parliamo di intelligenza artificiale. Adesso ti porto tutto, anzi, guardate qua in diretta, guardate la sfilata, guardate qua, 135 kg di bestia umana, schifosa anche, assolutamente inguardabile, ma è uno spettacolo, è come se foste al circo. Questo è l'orso che si muove, perché mi sono dimenticato di consegnare la scaletta ai nostri tecnici. Sveva la meravigliosa sulla torre di comando in regia tecnica. E dicevo, l'intelligenza artificiale, perché il nostro ospite Fabrizio Amadori, insieme a un altro collaboratore, ha lavorato sul LLM, Large Language Models. Sono modelli di intelligenza artificiale per la scrittura, cioè forniscono dati affinché poi il programma di intelligenza artificiale scriva dei racconti, in questo caso racconti gialli. E sulla rivista Prometeo, Fabrizio Amadori ha raccontato come si è svolto questo tipo di lavoro. Quello che impressiona, ovviamente, lo sapete già, dell'intelligenza artificiale, perché lui ha spiegato che fino a questo momento, diciamo, l'intelligenza artificiale dipende molto dagli esseri umani, da quello che gli esseri umani inseriscono. Tant'è che con l'intelligenza artificiale si possono elaborare degli scritti brevi, gialli, inserendo gli stilemi, inserendo i vocabolari necessari, le informazioni necessarie, ma non i racconti lunghi, perché non è ancora autonomo. Però c'è un problema. C'è un aspetto fantastico, geniale, incredibile, ma che desta perplessità, preoccupazioni anche, altresì. L'autoapprendimento. I programmi di intelligenza artificiale imparano da quello che gli viene insegnato, imparano da soli. Ne parleremo con Fabrizio Amadori. Mi fermo e andiamo. Cominciamo con delicatezza, perché nella proposta musicale direi di andare con un Creso de Ma, che è bellissimo, poesia pura. 13, perfetto, sono puntuale. Shh. Ombre de muri de maine, donde ne veni, dove le cane, d'ascito du valin a se mostrami, e ne tana ponto cote luogo, e a monta l'aseu che restoti,
o diavolo se io sei caffettoni ne shortimo da ma per cigaio se da odria a punta di combi intaccate prima intaccate pria chi che sai intaccato tria come le maina gente delica facce da mantila quei che tu lo su preferisci figlie de famiglia o tu de buon che ti pia mia le senza alcun e a ste passe vu cose che daia cose da bere cose da mangiare fritti a de pigne gianco da Portofin cervelle da ver tommagimo fin lasagne da fidia e quattro tu paciguena grodose delle bre da cu a barca do vinga e naveghiamo ci scocci e migranti do rio coi cioi chiusi tincomati incresciata poi lo raccocci praticano famiglie da figli baccanda corda marsata guarda sa cane liga ne portante una crosa da mare E allora stavamo assistendo fuori onda a un anticipo di quello che stasera sarà l'incontro dei quarti di Coppa Italia qui a San Siro tra il Milan, il nuovo Milan di Consensà con tutti questi nuovi acquisti e la rilanciata Roma di Ranieri che appunto si disputeranno l'accesso alla semifinale.
staremo a vedere, si pronuncia sicuramente una bella gara. Chi va allo stadio, lo dico per tutti, presenti e assenti, copritevi perché fa un gelo incredibile. Anche una caratteristica di tutti gli stadi, per quello che mi ricordo io, magari spero di no, ma mi risulta che sia ancora così. Allora, siete sempre, intanto ve lo ricordo, siete sempre con Radio Libertà, che giorno è? Sono già le 13.07, se volete intervenire lo potete fare sia per via telefonica allo 02 92 94 7222, sia attraverso il WhatsApp 340 670 9659. Vi ricordo che alle 14.35, scusate, alle 13.35 inizieremo Oltre la pagina, parleremo di economia, parleremo di nucleare, parleremo dello scandalo della Commissione europea che ha usato soldi pubblici per fare pressione sugli europarlamentari, e parleremo di intelligenza artificiale. La domanda delle domande è: ma la creatività la si può creare in modo sintetico? La creatività è un evento sintetico, può diventare un evento sintetico. Sempre noi, non è plurale maestatis. Penso che sia condiviso l'idea che la creatività sia una scintilla che nasce da molti fattori. L'intelligenza artificiale ti sta proponendo questa ipotesi invece, che la creatività possa essere anche una creatura sintetica, il che ci porta a pensieri, voi umani. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Invece adesso guardiamo cose che possiamo immaginare benissimo, perché rientrano nell'alveo dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 17° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui 5 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dire si voglia. Genetriaco di Maybelle Mira Shirley Reed Star, era una fuorilegge del Far West statunitense. C'è un bellissimo numero della storia del West dedicato a questa. Ha avuto, diciamo, credo sia stata anche ripresa al cinema, comunque aveva la sua fama. Poi è bellissima questa anche noi francesi secondo me siamo un po' pesanti, no? Siamo un po' in tutto. Infatti io si vede che ho sangue francese, si vede che pesa anche. Però ogni tanto. Allora, André Citroën è il creatore dell'omonima casa automobilistica, che ci ha regalato automobili indimenticabili. La 2 cavalli, soprattutto quella viola e nera, era una fiaba, era fantastica. Quella che aveva se qualcuno ce l'ha, ci telefoni per raccontarci questa esperienza, che aveva i vetri neanche con la manovella, proprio a mano, tiravi avanti e indietro. E poi quella di Ginko, la DS, che c'erano quelli che mettevano anche le corna davanti, macchina. Io sono stato, ho anche guidato la 2 cavalli, e insomma un po' ballerina, mentre non ho guidato, sono stato dentro la DS ai suoi tempi e sembrava di entrare in un salotto, una cosa meravigliosa. Allora, André Citroën ha detto: niente ferma una Renault, neanche i suoi freni. E questo secondo me è humor anglosassone. Tanto va detto anche che Citroën, la famiglia di Citroën, parigino, ma era di origine ebraico-olandese, una famiglia ebraico-olandese. Quindi non è bisogna dire tutte le cose, se no perlomeno si dice tutte le cose, si dicono tutte le cose che si sanno. Per questo è importante cercare di sapere il più alto numero di cose possibili. E poi abbiamo il capostipite di una stirpe di attori, John Carradine, Ombre Rosse, poi i suoi figli David, Kit Carradine, e quindi Kit Carradine, quello credo sia
La Torre dei Duellanti di Ridley Scott, un film di grande intensità e bellezza. Disse: chi è in grado di recitare alle 8 del mattino? Quindi delineando un po' l'immagine di attori che insomma amano anche il buon vivere. E poi contro il logorio della vita moderna. Allora, fa parte di quei personaggi, Franco Cerri l'ho nominato l'altro giorno, poi c'era Nicola Rigliano, personaggi che sono diventati poi non ricordo più il nome, bravissimo attore anche lui, il 3x2, il Fustino. Ci sono attori, musicisti, che erano dell'autorità nel loro campo. Franco Cerri è uno dei più grandi jazzisti italiani, e in questo caso anche lui, Ernesto Calindri, un grandissimo attore, che poi però sono diventati celebri per i caroselli. Lui era contro il leggendario il carosello di questo, non so se fosse un amaro, una bevanda alcolica, moderatamente alcolica, contro il logorio della vita moderna. Lui seduto al tavolino del bar, praticamente in mezzo alla strada, con le auto che passavano, e lui serenissimo. Lui, per chi se lo ricorda come me, è stato anche un attore, soprattutto di teatro, di grande valore. E va ricordato che lui, Ernesto Calindri, era nato a Certaldo, che ha dato i natali, cioè complimenti a Certaldo, c'è l'aria buona evidentemente, a figure come quella del Boccaccio, non so se mi spiego, e a Spalletti, diciamo un po' magari in un altro campo. Poi è stato soprattutto editore e anche autore di fumetti, prima della Bonelli praticamente, poi la Bonelli ha un po' fagocitato Tristano Torelli, che è stato anche l'autore del Piccolo Sceriffo, un personaggio che non ho mai letto, devo essere sincero, che fosse negli anni 50 addirittura, prima dei 60, spopolava, ha contribuito alla popolarità e alla diffusione del fumetto in Italia. Poi entriamo in piena Beat Generation. Pensate, loro due, lui e sua moglie, erano ubriachi fradici, e lui, giocando a Guglielmo Tell, lei si pose una mela sopra la testa e lui la uccise con una revolverata. Stiamo parlando di William Burroughs, Il pasto nudo, piena Beat Generation. Una sua frase: quando si smette di crescere si incomincia a morire. C'è una telefonata, quindi diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto? Pronto? Adesso arriva. Adesso. Pronto? Sì, Chi? buongiorno signor Pellegrini di Zeta. Buongiorno. Allora, io, visto che c'è Nordio in diretta, volevo parlare di giustizia tra magistrati e governo. Prego. Perché secondo me Nordio, da quello che sta dicendo, ha intenzione di far diventare, questo si sa già, però non era ancora in prospettiva, di diventare operativa la separazione delle carriere tra giudici e procuratori, cioè quella dell'AMN. E l'AMN invece, signor Pellegrini, considera un oltraggio, secondo me un attacco all'indipendenza della magistratura, che Meloni mi sembra che è determinata a condurre in porto. Certo. E poi devo aggiungere, in qualche modo, signor Pellegrini, la polemica sull'immunità è simbolica, va a chiudere il cerchio dello scontro tra politica e magistratura, che si aprì proprio, secondo me, quando sull'onda dell'offensiva delle procure l'immunità fu abolita e si aprì la lunga stagione degli avvisi di garanzia, che evidentemente non è mai finita. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie alla signora Lisetta. Io mi ha colto in fallo, perché l'ho visto solo tardi, l'ho visto ieri sera, stanotte, che avrebbero fatto la diretta al Senato, perché c'era stata la polemica in quanto non era prevista la diretta TV dalla Camera.
francamente la trasmissione era già stata preparata con gli ospiti, eccetera, e quindi non sono riuscito a rimediare, perché è una caratteristica di questa radio anche assolutamente dare il riscontro di quello che viene detto in Parlamento. Allora, e quindi sicuramente era interessante, ma non riesco più a organizzarmi. Ne parleremo comunque perché magari, sicuramente, no magari, sicuramente c'era il tempo di riflettere, quindi nei prossimi giorni, stasera, domani, prossime settimane, perché l'abbiamo già capito, mi sembra che nelle sue parole, nelle sue osservazioni stesse, la nostra ascoltatrice, è che questo braccio di ferro è un braccio di ferro, non lo so, adesso certe volte ci facciamo prendere la mano dalle parole, viene quasi voglia di dire definitivo, perché questo governo comunque a noi fa piacere, ma si abbia o meno simpatia di questo governo, è solido, è stabile, soprattutto la parola è stabile. I conti riescono abbastanza a tornare in mezzo a mille fatiche, la sanità deve essere sistemata, ma onestà vuole che non possiamo dire che l'abbia rovinata questo governo, sta cercando di rimediare. Quindi c'è stabilità. Secondo me Mattarella, che non ama assolutamente questo governo, è il primo a non volerlo cambiare, proprio per la questione della stabilità, e quindi i magistrati, infatti l'ha detto anche, di cosa sto parlando, quelle intercettazioni, quando questo magistrato, no, delle email, quando diceva la Meloni è pericolosa, è più pericolosa di Berlusconi perché non è ricattabile, lei vuole veramente cambiare le cose, quindi per questo mi permetto di dire definitivo. E quello che stiamo vedendo con il caso di questo comandante libico mi sembra evidente. Poi magari vi do subito un aggiornamento dal sito del Corriere. Nordio, l'AIA su Al-Masri, un pasticcio sulle date, non faccio il passacarte. Piantedosi, volo di Stato per esigenze di rapidità. Queste sono le risposte quindi del governo. Poi sentiremo le controrepliche. Piantedosi Al-Masri mai un nostro interlocutore. Nordio, certa magistratura scialta. Questa è l'ANSA. Oggi il genetriaco di un grande ha vinto, sembra, ma adesso non vorrei sbagliare, no, ha vinto 3 europei under 21 di calcio come allenatore, credo sia un record assoluto. Ha allenato sia la nazionale italiana che la nazionale del Paraguay. Cesare Maldini, Paolino, che tra l'altro adesso che Paolino ormai ha 57 anni, gli assomiglia praticamente dopo i 30. Paolo Maldini ha cominciato a essere sempre più identico al padre, perché noi siamo abituati a vedere il padre dai 60 anni in su, se vai a vedere le foto come era il padre quando era giovane. Comunque vediamo anche questo Daniel Maldini, l'ha preso l'Atalanta. Se Gasperini ha deciso di puntare su Daniel Maldini, è probabile che la stirpe dei Maldini non finisca con Paolo. È già continuata, perché comunque Daniel è arrivato al Milan, ha segnato quindi dei gol, ha esordito in nazionale, quindi è un degno, porta bene il suo cognome, magari potremo vederlo salire ulteriormente. Io me lo auguro, perché anche se sono interista, i Maldini sono una bella storia. Mauro Pagani De André, per quello stiamo mandando Crisa De Ma. Poi Charlotte Rampling, attrice, una nomination, 0 Oscar. Io non recito, ha detto, interpreto me stessa. E poi da Ceppaloni, chi? Clemente Mastella. Ceppaloni, Benevento, una sua frase: Casini porta i voti suoi di Mammete e tu, anzi porta i voti di io, Mammete e tu. Quelli sono scaramucce tra democristiani. Poi abbiamo Fabrizio Sannita, Ceppaloni, quindi i Sanniti, le forche caudine, quando ve le hanno date a voi romani. Leggevo l'autore di Io vi odio a voi romani,
dice che sta ricevendo ancora lettere, minacce di morte per quella canzone. Sai cosa sono le forche caudine? Allora, dalle forche caudine lo dico ogni tanto per sciorinare, per far finta di avere cultura. Però è una curiosità. Il motivo, no. Uno può arrivare a delle conclusioni apparentemente ovvie, ma in realtà sbagliate. Culattone, te l'hai mai sentito il termine culattone? Culattone designa in termini gergali, dialettali e anche volgari ovviamente, il gay. Magari qualcuno può pensare che sia riferito all'attività, a un quel determinato tipo di attività, nel quale non entro nel merito perché non mi interessa niente. Tra l'altro si fanno rapporti anali, ci sono rapporti anali anche tra uomini e donne, quindi proprio non me ne può importare di meno. Mi interessa la storia, perché sui libri di storia non te lo dicono. Le forche caudine. I Sanniti hanno vinto, se non voglio, proprio se non voglio sbagliare, i Sanniti hanno vinto perché l'ascoltatore Marco ieri mi ha mandato un'email: guarda che ti sei sbagliato, io a Alice Cooper ho ricordato il particolare del pipistrello che lui pensava fosse di plastica, invece era vero, e l'ha masticato, se l'è mangiato durante il concerto. Era Ozzy Osbourne, mi ha scritto Marco. Marco, siccome mi fido più di te che di me, non sono neanche andato a controllare, quindi ho sbagliato ieri, era Ozzy Osbourne e non Alice Cooper, perché in queste ricostruzioni mi documento, ma vado anche un po' a memoria, perché comunque la trasmissione è un contenitore. Questa invece sono fonti di libri seri, non di stupidaggini online. Ti dicono le forche caudine, cioè li hanno messi alla gogna. Ecco, dopo hanno messo alla gogna chi? Hanno messo alla gogna i comandanti romani, i Sanniti. E una volta messi alla gogna, se ci guardate in televisione vedete, insomma, alla gogna vuol dire che insomma hai le terge a scoperte. Se li sono sodomizzati i generali, i comandanti romani. I Sanniti hanno sodomizzato i comandanti romani, e visto che i comandanti erano in là con gli anni, e visto che, come posso testimoniare anch'io per primo, dopo una certa età si comincia ad allargare i tessuti cedono, si ingrassa, eccetera, erano anche, diciamo, abbondanti in quella parte del corpo che subiva l'atto di sodomia. Da cui pare, questo però è un'ipotesi, sia nato il termine culattone. Non è assodato, perché poi su questi termini sfuggono, no? Ci sono interpretazioni che si contraddicono. Questa è una delle ipotesi più accreditate. Quindi allora, intanto, se usate il termine culattone in termini spregiativi siete dei coglioni, siete delle persone schifose. A me fanno schifo. Però sappiate che vi confrontate con la storia. Fabrizio Frizzi, amato da tutti. Bella la sua storia con Rita Dalla Chiesa, a me è sempre piaciuta, bellissima, romantica. I Guns N' Roses, Duff McKagan, Alessandro Duran, 2 volte campione del mondo con i pesi welter. Poi Simone Cristicchi, cantautore e cantante, e ha avuto anche il coraggio di portare a teatro la vicenda delle foibe. E infine i 5 palloni d'oro di Cristiano Ronaldo, che sveva il calciatore preferito del nostro Lorenzo, ed è uno dei calciatori preferiti di sempre. Facciamo un paio di minuti, diamo una scossa perché ho parlato troppo, con i Guns N' Roses, 2 minuti di chitarra come Dio comanda, e poi andiamo con i sondaggetti.
Allora, riprendiamo perché ci sono i sondaggetti, ci sono anche i vostri messaggi, i gas, e poi abbiamo questo Stefano del Brembo, credo, eccolo qua. Buon pomeriggio, Cicce Barbò. Ho preso le sberle negli allenamenti da Zagatti e Maldini perché portavo il cappellino dell'Inter agli allenamenti del Milan. 1977, bello i tuoi ricordi. Grazie Stefano, Cicce Foli da Cesare Maldini. Diciamo che il Montessori doveva ancora da venire e abbiamo adesso i sondaggetti di commercio al dettaglio, dati Istat, una variazione congiunturale positiva sia in valore sia in volume, più 0,6, più 0,8, sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari che dei beni non alimentari. E poi abbiamo, possiamo restare, sì, non serve togliere la condivisione perché restiamo in auge, SVG, quindi Fratelli d'Italia 29,5, PD 22,6, Movimento 5 Stelle 11,8, Forza Italia 9,1, Lega 8,3, Verdi e Sinistra 6,5, Azione Calenda 3,1 e Italia Viva Renzi 2,9. Sono le 13.30 spaccate, noi quindi ci intervalliamo, che brutto modo di dire. Andiamo all'intervallo, fra 5 minuti per parlare di economia con Gianmaria De Francesco. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Teste fasce șacalea Eșa breseze ganalina Amele resta tu valea Per non remena la fortuna In tu mezzo do mar Che pesce tondo Che quando vede brutto O fascio fondo In tu mezzo do mar che pesce palla che quando vede belle o vegna galla e a posto di anni che adesce neve se suppige gambe me braccia neve da lua canzone la cantata Dio e un lo sa cancio in travaggio Dio fugate da bugare e spuncia o remo vengo per fugate da mugare turta io e dia o remo vengo per e questa è la mia storia e t'avevo già contato prima caveggiaia a me peste in tu morta e questa è la memoria d'un sigaro ma ci libri da storia sino a capo da pascia e su tutto il mondo gran caro come un tempio da faro ma ne te cofredo da morde o te giascia te spia te ne morde e o veia se tu pensa meca e o vede o risce na seca che ci ultimo fare beccio salvando che a vita è un sciabeco amo una bella amore sfortuna nel grifone cuccianci a testa do bello una bella amore, sfortuna le belline, con geanti occhi,
fare a me storia e dove giù conta o prima caffeggiare a me peste in tumulta e questa è la memoria di siga ma ci libri da storia sino a capodan pascia. E dica a chi mi chiamare nego che a tutte ricchezze all'argento e l'oro si naga lasciò delicia su già stemato ma posto do segno in tu mezzo do mare pesce todo che quando vede lancio fundo in tu mezzo do mare il pesce parla che quando vede belle una galla. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci di nuovo in diretta in simultanea con voi quando sono scoccate le 13:36. Siamo in attesa di metterci in collegamento, c'è qualche problema per intracciare via Skype Gianmaria De Francesco, con il quale, ve l'ho già anticipato, sostanzialmente tratteremo due temi. Questo rallentamento dell'economia, il rallentamento soprattutto del PIL, che secondo le previsioni cresce dello 0,5 contro le previsioni dello 0,7, e poi questo disegno di legge che verrà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri per articolare il percorso per arrivare entro il 2027 al testo unico per il ritorno al nucleare, programma nazionale per il nucleare sostenibile. Un altro dato va, diciamo, guardato. Lo abbiamo, perché dopo ho sempre il vizio di parlare, faccio sempre degli incipit molto lunghi. Allora, intanto fatemi salutare, ringraziare e do il benvenuto a Gianmaria De Francesco del Giornale. Bentornato ai nostri microfoni, Gianmaria, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Dicevo, Gianmaria, i temi che tu hai trattato sulle pagine del giornale, Il Giornale,
in questi ultimi giorni, l'economia e poi anche il tema nucleare che segui ormai da tempo. Sull'economia, allora, il calo, ci sono diversi motivi, alcuni sono esterni, come per esempio i problemi della Germania in primis, poi c'è anche il problema tecnico perché è stato rivisto il PIL del triennio 21-23 e quindi si è partiti da più in alto, quindi la crescita necessariamente è diminuita anche nelle cifre stesse. Poi c'è il problema dell'industria che è in difficoltà, non cresce anche se poi è cresciuta a novembre invece. Poi c'è anche il problema dei consumi, quindi tante concause. Ti chiedo cosa possiamo aspettarci. La Germania, per esempio, possiamo essere ottimisti perché mi sembra particolarmente in crisi. E poi sull'industria mi sembra che abbiamo avuto qualche segnale di vita a novembre. E sui consumi volevo chiederti, Gianmaria, io mi ricordo, guarda, non ho fatto in tempo ad aggiornarmi, è colpa mia, che lo studio di un economista americano che poi ha vinto il premio Nobel provava che in economia, dopo un periodo diciamo di crisi, cioè nel momento in cui le persone che sono state senza soldi tornano ad avere i soldi, non spendono, non consumano, ma risparmiano. E può essere quello che succede in Italia dopo il Covid e la crisi energetica? Prego. Allora, ci sono due precisazioni da fare. La prima è che l'Italia finora, ma sono stime preliminari, nel 2024 è cresciuta solo dello 0,5 perché c'è stata la revisione del PIL 2021-2023. Fondamentalmente nel 2021 e nel 2022 è cresciuto tantissimo in valore assoluto e dunque anche in percentuale, talmente tanto da poi rendere il 2023 e soprattutto il 2024 meno brillanti. Allora, che cosa questo ha portato a una revisione a ribasso finora del 2023 che fa più 0,5 su anno. Se andrà bene farà più 0,6, a questo punto lo 0,7 è difficile, però c'è anche questo dato da tenere presente. Secondo elemento, la crisi della Germania. La Germania sono 2 anni che è in recessione. Nel 2023 ha fatto meno 0,3%, nel 2024 ha fatto meno 0,2%. Quest'anno, se va bene, fa sempre uno 0, fondamentalmente. Considerato che l'industria, soprattutto quella della Lombardia, è strettamente collegata, come soprattutto a livello di terzisti, con l'industria tedesca, è chiaro che questo comporta una difficoltà. I consumi sono in una fase un po' stagnante, nel senso che va meglio l'export, infatti l'export ha creato tutta la crescita, anche se non è eclatante nel 2023, e un po' anche i servizi, soprattutto il turismo, e invece i consumi sono sempre un po' sottotono. Non è solo il fatto del movente precauzionale al quale accennavi, che è quello relativo al fatto che quando le persone sono in ristrettezze preferiscono risparmiare anziché consumare, è legato anche al fatto che per quanto l'inflazione nel 2024 sia scesa all'1% e le retribuzioni invece siano cresciute in media più dell'inflazione, anche se c'è stato recupero del potere d'acquisto, però gli anni, soprattutto il 2022 e il 2023, sono stati un po' difficili per quanto riguarda questi aspetti e dunque i consumi non si possono riprendere immediatamente. Parte critica
nella parte critica è che i sostegni ai redditi medio-bassi hanno consentito di evitare un collasso generalizzato, considerato che diciamo sono una quota di maggioranza relativa all'interno della distribuzione dei redditi. Critica andava aiutato il ceto medio, perché il ceto medio è quello che consuma, oltre a quello diciamo che sta bene economicamente, ma si è rimandato e dunque aspettiamo tempi migliori. Ecco, Gianmaria, altri due punti che volevo chiederti. C'è anche il fattore dazi, poi vediamo se è un fattore che in realtà potrebbe anche aprire, potrebbe colpire, ma potrebbe aprire nuovi spazi. Allora, volevo chiederti, intanto sui consumi, io mi ricordo di aver letto anche questo, che i buoni numeri, e soprattutto la ripresa anche dell'occupazione a tempo determinato, potrebbe comunque in quest'anno, nel 2025, vederli rilanciati questi consumi. E la Germania, la Volkswagen che annuncia 30.000 licenziamenti, se permetti un aneddoto, quando sono venuto ad abitare qui nel 2004, Milano, Brianza, prima Brianza e poi Milano, io provincialotto di campagna da Pordenone, sono rimasto sbalordito perché c'erano concessionari, non faccio pubblicità, di marche automobilistiche tedesche, concessionari che erano grandi come paesi, sono rimasto a bocca aperta, quindi per sottolineare insomma quello che dicevi tu, anche a livello empirico lo si vede, quanto sia importante soprattutto per la Lombardia, che è poi l'economia trainante dell'Italia tutta. La Germania va al voto, se non sbaglio il 20. Cosa possiamo aspettarci? Dopo il voto ci potrebbe essere quella sistemazione che potrebbe portare al rilancio, o è meglio non essere troppo ottimisti secondo te? I problemi della Germania nascono da una congiuntura internazionale sfavorevole e anche da una congiuntura interna tedesca che non è favorevole. Ovviamente uno spera sempre per il meglio perché noi siamo legati a loro, però è difficile fare delle previsioni. Visto che parlavi di concessionari, l'auto è considerate Mercedes, BMW, sarà sempre più difficile tenere quote di mercato in un settore dove o vai a produrre negli Stati Uniti e loro le fabbriche ce l'hanno, perché Trump sicuramente agevolerà le produzioni interne, quindi questo per le case europee che hanno stabilimenti lì non dovrebbe portare grandi problemi, e le tedesche e anche Stellantis ce l'hanno. La seconda cosa, l'energia, se il gas resta su questi livelli, con la Germania che si è pure lei praticamente spenta tutto il nucleare e dipende dal gas, saranno tempi duri, quindi è incerto. È molto difficile fare previsioni a febbraio 2025 con un anno ancora tutto da vivere, con tutte queste difficoltà. Di sicuro cioè che l'Europa cercherà quantomeno di trovare un'intesa cordiale con Trump. Con la Cina sarà più difficile. Perfetto. E venendo proprio alla questione dell'energia, tu hai seguito anche questo percorso, hai intervistato anche il ministro Frattini, o comunque hai sentito che il ministro Frattini, per arrivare entro il 2027 ad avere il testo unico sul nucleare. Diciamo che il bicchiere, non lo so, lo chiedo a te. Da una parte verrebbe voglia di dire il bicchiere è mezzo pieno, perché per la prima volta abbiamo un governo che parla, che lavora e che agisce nella direzione del nucleare. E dall'altra non so se questa tempistica, che probabilmente è la più veloce possibile, possa bastare per avere risultati. Mi ha colpito però, va detto, salta un po' di palo in frasca, che per esempio per convincere gli scettici, io te lo confesso Gianmaria, ho cambiato idea, ma 40 anni fa, non so se te lo ricordi, ci fu anche il film La sindrome cinese, io al referendum
votavo, aspetta, forse non votavo però, ma se fossi andato a votare avrei votato contro il nucleare, credo fosse l'81, c'era l'incidente alla, Sì, era il referendum è stato nell'87, dopo allora sì, Chernobyl nell'86. il referendum che venne anche appunto giustamente dopo la centrale nucleare in Ucraina, che allora era ancora Unione Sovietica. Adesso ho cambiato idea e sono rimasto colpito perché nei tuoi articoli ho scoperto, confesso ignoranza, l'esistenza, qualcosa avevo letto, ci sono questi reattori nucleari di ultima generazione, gli Small Modular Reactor, SMR, che sono davvero, sembrano dare, per quello non ho avuto modo di approfondire, ma per come se ne parla, per come vengono descritti, davvero siamo verso una sicurezza di grandissimo livello. D'altra parte va anche detto che in Francia, in Svizzera, in Germania, in questi anni, in tanti anni che hanno nucleare, non si riscontrano problemi gravi, non si sono riscontrati problemi molto seri. Quindi può essere, secondo te, questa situazione, il governo prepara il percorso istituzionale, poi l'informazione fa sapere agli scettici che le cose sono cambiate. L'anno scorso io ho intervistato una storica ambientalista, era dei radicali, che aveva cambiato idea. Lei raccontava che negli anni 70-80 andava in piazza contro il nucleare e ha cambiato idea, ha detto con le opportune diciamo attenzioni può essere una via praticabile, perché altrimenti è insostenibile il costo dell'energia, eccetera eccetera. Secondo te come possiamo vederlo questo bicchiere anche in prospettiva futura? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma guardiamolo mezzo pieno, va, perché sono ottimista di natura. In realtà il nucleare ci serviva ieri, non oggi, perché come ha detto ieri in audizione alla Camera il responsabile nucleare di BPI France, che è italiano, è praticamente una società pubblica francese che ha partecipazioni anche in Areva, che è la società del nucleare francese, quella che produce i reattori in Francia, se ne occupa, anche se poi c'è tutta tecnologia italiana, che quindi è questo che fa venire la rabbia. Dice se vogliamo fare il nucleare per l'energia termica, dunque per il riscaldamento, lo facciamo nel 2030, che già fare nucleare per riscaldare le case o le imprese o quello che serve è già un guadagno. Ma poi se vediamo Enel che sarà in joint venture con Leonardo e con Ansaldo Nucleare per diciamo creare questa società per gli small modular reactors, funzioneranno se va bene nel 2035, vuol dire che abbiamo davanti 10 anni di terra incognita con tutte le variabili dell'energia che ci siamo presi dentro casa. In più, comunque con un'ostilità preconcetta che viene fomentata da alcuni nei confronti del nucleare, che comunque persisterà. Cioè, apro una parentesi, cioè a Scanzano dove dovevano fare il deposito di superficie in Basilicata, che comunque non lo faranno, non faranno manco quello interrato, che è il deposito nazionale delle scorie, perché nessuno lo vuole dentro casa sua ed è sicurissimo. Ho visto quello in Francia ed è una meraviglia tecnologica, perché le mettono sottoterra, dentro i fusti, nel cemento armato, può succedere qualsiasi cosa e non c'è nessun tipo di incidente radioattivo. Comunque c'è tutta questa disinformazione, c'è una parte politica che la cavalca, c'è una parte della maggioranza, e chiamiamoli col loro nome, dentro Fratelli d'Italia c'è gente che il nucleare lo vede come il fumo negli occhi, perché comunque credo che tra Lega e Forza Italia la maggioranza dei nuclearisti sia effettivamente numerosa, e quindi come facciamo a discutere di tutto questo? Bisogna sperare per il meglio, e diciamo che l'unico rimpianto del referendum di Renzi, che quello costituzionale,
del 2016 che è fallito, è l'unico rimpianto, perché comunque non tutto di quella riforma costituzionale funzionava, ma c'era una cosa buona: porti l'energia a livello statale, come si fa in Francia. Se decidi di fare il nucleare, cioè è una decisione dello Stato, come si fa in Francia, lo decide lo Stato, lo decide la République, e poi a livello locale stanno zitti, perché l'ha deciso le Président della République, ed è finita. Cioè, perché in Italia, con tutti questi livelli dispersi di decisioni a livello locale, il nucleare rischiamo di non farlo mai, perché ci può essere sempre mi scuso per il termine, un deficiente ignorante che si mette di mezzo e non lo facciamo. Allora, Gianmaria, intanto professo, hai ragione, io nell'87 sono stato un deficiente ignorante, però erano anche altri anni, quindi ti chiedo di perdonarmi. Adesso non lo sarei nella maniera più assoluta. C'è anche, non voglio fare ironia a tutti i costi, c'è anche un po' di sfortuna, perché nel 2011, dopo Tokyo, se no probabilmente, però abbiamo questo quadro anche che, diciamo, l'Italia, se non sbaglio, era il secondo produttore di energia nucleare prima dello stop, e quindi è rimasto comunque una piattaforma, diciamo, di studi tecnologica, perché mi sembra che Edison, Ansaldo nucleare, eccetera, No, scusami Enea. se ti interrompo, ma perché comunque con Ansaldo nucleare le turbine per le centrali nucleari di seconda generazione, anche di terza, le produciamo tuttora, poi le vanno ad installare all'estero. E dico di più, perché forse questa è una cosa che non si sa, perché i 4 siti delle vecchie centrali nucleari, anche se sono in fase di smantellamento, e sono Trino in provincia di Vercelli, Caorso in provincia di Piacenza, Latina qui nel Lazio, e poi c'è Garigliano che è a Caserta. Le stanno smantellando, hanno tolto anche la parte piano piano del kern, cioè il cuore dove c'era il materiale radioattivo, ma, e questo è quello che voglio dire, se domani un governo decidesse facciamo il reattore di seconda generazione, quei reattori americani o quelli europei, quelli AP1000 o AP500 Westinghouse, tu in 2 anni ce l'hai già il nucleare. Nessuno lo vuole fare perché c'è tutta questa campagna antinuclearista di disinformazione, gli incidenti, le fughe di radioattività, il pericolo dove li vai a smaltire. Dove li vai a smaltire? Se fai il deposito interrato e decidi di farlo, metti l'esercito, dove decidi di farlo lo fai, anche a Scanzano, perché a Scanzano, e anche qui mi scuso, hanno rotto le scatole, sono 20 anni, non lo fanno di superficie, lo fanno interrato a Scanzano, che non è un territorio sismico, perché ovviamente è sempre meglio non farli in territori che possono essere a rischio sismico, e via, basta. Cioè, se serve, c'è Confindustria che da settimane, mesi, da quando è tornato Orsini, sta implorando il governo di fare qualcosa per l'energia, perché così, cioè, da una parte il Green Deal che ci massacra con l'auto, tutto elettrico, e la tecnologia dell'elettrico ce l'ha la Cina e si perdono i posti di lavoro. Dall'altro l'industria manifatturiera, quello che è rimasto in Italia, perché ormai il peso dell'industria sul PIL italiano è ridicolo, siamo poco sopra il 20%, è quello che si fa, e si fa per buona parte in Lombardia. E fin quando ce la fanno ad andare avanti, andranno avanti, ma se aumenta il costo dell'energia, conviene sempre importare dalla Cina, dalla Romania, dalla Repubblica Ceca, dalla Serbia, da dovunque si produca a costi minori, peraltro paesi che hanno il nucleare, e noi ci sottraiamo il nucleare perché dobbiamo
dobbiamo fare gli eco-talebani, basta, cioè se è necessario si fa. Cioè, la democrazia, che io rispetto profondamente, ha un limite. Il limite è appunto nella ragionevolezza delle proposte, perché se una cosa è ragionevole si fa, non è che si dibatte. Cioè nessuno dibatte sulla necessità di avere un presidente della Repubblica, perché serve, se serve il nucleare si fa, e poi uno si lamenta a casa sua. Certo. Io siamo in chiusura, mi permetto un miei ti do ragione sull'ottimismo, perché io credo che ormai gli argomenti, io ti ho detto, sono un pentito, che sto parlando di 40 anni fa quasi. Perché sono pentito? Intanto perché gli argomenti sono venuti sempre meno, poi perché siamo circondati da paesi che hanno nucleare, quindi non possiamo pensare, e poi non è un buon argomento, ma lo è. Anche Greta Thunberg ha detto: piuttosto di riaprire le centrali a carbone è meglio andare avanti con le centrali nucleari. Quindi io in questo senso credo che tu abbia ragione a essere ottimista, perché sono sempre meno gli argomenti. Mi sembra di capire, di percepire che gli anti i no nuke adesso riescano a imporsi con il silenzio, fanno in modo che non se ne parli. Credo che avranno meno argomenti quando il governo porterà sul tavolo seriamente queste proposte, e chi protesterà non so quanti argomenti, perché alle persone, quando spiegherai che pagheranno meno soldi la bolletta, che pagheranno meno le industrie eccetera, questa volta secondo me gli argomenti sono molto favorevoli a chi vuole il nucleare. Gianmaria, io purtroppo non ho più tempo. Solo dimmi, sono troppo ottimista con queste conclusioni, o anche tu la pensi come me? Ma no, io sono ottimista. Penso che bisognerebbe fare come in Francia, perché pure in Francia le comunità locali non è che sono entusiaste nel momento in cui impiantano queste centrali. Però la legge francese prevede tanti e tali benefici per le comunità, alla fine non pagano più la bolletta dell'elettricità, quelli che abitano nelle vicinanze hanno tanti altri vantaggi che alla fine poi accettano. Certo. Grazie ancora a Gianmaria De Francesco del Giornale, grazie e a risentirci a presto. Grazie a voi. Musica. L'air fait grâce aussi ta main. Tu me douce et bénigne de témoin, spremion ta macaille d'Esther. Io aggiungo da sangue uece, venti da là.
E gli giri soldati che non raggià qua scima buc caccioi deve a scuria gente come selvagina finco sangue s'arregono che smurto a quel e dopo ferin i feri da prigione in te feria semenza delle nusa date portarsi un perché del nostro da geniome non può ci cresce ni erbo ni spica ni fice. Ciao manin, l'eredità le scusa. Testa si te, cabrush, da seia. E in sto gran cielo del fuoco, per te morte piccina. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato, che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Eccoci di nuovo in diretta a Radio Libertà, oltre la pagina. Sono molto contento perché affronto un argomento che non avevo avuto modo ancora di affrontare, lo scandalo del Green Deal europeo, soldi all'ONG per appoggiare il piano di Timmermans, soldi nostri dati a 187 ONG attingendo al fondo LIFE, di svariati miliardi, e senza che nessuno sapesse nulla, senza dire niente a nessuno. Se questo non è uno scandalo, ditemi voi cosa lo è. Ne parliamo immediatamente con il senatore Bergesio, che è vicepresidente della Commissione Attività Produttive Palazzo Madama. La sigla di Qui Parlamento. 2 secondi. Qui Parlamento. Allora, abbiamo il senatore in collegamento, gli do il benvenuto e grazie. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, sono qui dal Senato. Allora, ti do subito la parola per parlare di questo scandalo enorme che viene coperto in tutte le maniere. Addirittura Timmermans ha detto no, è giusto dare soldi alle ONG, perché le ONG non hanno i soldi, le multinazionali ce le hanno.
E mi sembra che sia un modo per raccontare la fiaba dell'orso, si dice dalle mie No, parti. ma è Prego, di a una te la parola. gravità enorme. Io ho presentato anche un'interrogazione Ecco, sì, in questa è la aula, notizia. in Senato, e spero che mi rispondano nei prossimi giorni, perché voglio anche sapere che tipo di azione forte faccia il governo, il ministro degli esteri e i ministeri competenti, perché noi siamo oppressi da questo New Green Deal assurdo, e io direi anche che sotto certi punti di vista rischia di far impazzire le nostre imprese, le nostre aziende, le nostre famiglie, perché stiamo parlando di una situazione veramente assurda. Se noi pensiamo al settore dell'automotive, che sono riusciti a mettere in crisi il settore europeo nei confronti degli altri settori, nelle altre parti del mondo, riuscite a far ridurre del 50% la produzione e la vendita di auto, se noi pensiamo ai danni che stanno creando, e questo è gravissimo, nel settore agroalimentare. Ma anche tutta questa fobia dell'ambiente, sugli allevamenti, delle emissioni, così inesistenti, perché poi l'Italia è tra i paesi che inquina di meno a livello europeo. E poi la stessa Europa fa gli accordi del Mercosur senza principio di reciprocità dei prodotti che ci portiamo in casa. C'è qualcosa che non va. Perché guardate, questo è un tema fondamentale, ci vuole una presa di coscienza forte, e siamo rimasti noi come Lega fondamentalmente a difendere quello che dicevamo già nel 2019, perché noi queste cose le stiamo dicendo da anni che non può funzionare questo sistema, perché è un corporativismo politico fatto di lobbisti che si interessano di cose che non esistono, perché non è che fai produzione interna lorda quando è l'NG, ognuno ha il suo ruolo, però qua dobbiamo difendere la produttività di un paese come l'Italia, come l'Europa, e oggi nel confronto con gli altri paesi del mondo, vedete gli Stati Uniti, ma parliamo della Cina, parliamo dei paesi emergenti, c'è un'impostazione da fare squadra molto forte e molto reale, cosa che non sta accadendo. Tra l'altro, osservo che questo dare soldi di nascosto, insomma, io sento, beh, tu che sei in prima linea lo senti più di me qua, però lo sentiamo, le accuse di fascismo, sinceramente, prendere quei soldi che sono nostri, perché fanno parte dei soldi che vengono dati dagli singoli stati a Bruxelles, e quei soldi gli stati li prendono dalle nostre tasse, mi sembra un atto peggio che fascista, un atto delinquenziale. E però è andata bene, insomma, guarda, mio padre sono diceva dei la passano in cavalleria. Allora, sono dei professionisti a sviare l'attenzione, sono dei professionisti, fanno quello di lavoro, cercano le colpe negli altri per togliersi le proprie. Allora, io dico in modo molto chiaro e trasparente, se noi vogliamo salvare quelle che sono le straordinarie potenzialità di un Stato, in Italia poi abbiamo delle potenzialità enormi, non possiamo fare delle regole che ci mettono in ginocchio. E cito, per esempio, adesso il vincolo che l'Europa ha creato attraverso l'imposizione della sugar tax in molti paesi dell'Unione Europea. In Italia dovrebbe il Conte 2 con il ministro Gualtieri la inserire una legge di bilancio e la sempre nel mese di luglio di quest'anno. Ma anche questa è una tassa assurda che deriva da un concetto completamente sbagliato di salute e di tutela del consumatore, perché noi non possiamo criminalizzare un singolo ingrediente come lo zucchero. Noi dobbiamo parlare di stili di vita, di alimentazione sana, di dieta, la dieta mediterranea tra i prodotti, ma noi siamo il paese con l'aspettativa di vita tra i più alti al mondo, la longevità degli italiani è riconosciuta a livello europeo. E io credo che noi oggi stiamo criminalizzando un prodotto come lo zucchero, come le sostanze edulcoranti, le bevande, per tassarle in modo tale che andiamo a incidere sulle produzioni, sui consumi, tagliando le filiere. Ma vale anche con il vino, vale anche col Nutri-Score. Ma voi vi rendete conto che per un'etichetta a semaforo noi andiamo a criminalizzare delle eccellenze come i formaggi, i prodotti straordinari italiani, il vino che in Irlanda mettono in nuoce gravemente alla salute? Ma certo che se di vino ne bevo una bottiglia ogni pasto starò male, ma se io bevo il mio bicchiere in tutti
tutti coloro, i nutrizionisti, i dietetici, i dietologi gli continuano a dire che fa benissimo un bicchiere di vino a pasto. E allora noi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cose che mettono in difficoltà. Io non vorrei che ci fossero delle pressioni che arrivano da fuori Europa, perché poi qua i portatori di interessi sono difficili da capire. Perché? Perché noi abbiamo questa produzione straordinaria, ma l'export italiano nel mondo è fortissimo. Noi se pensiamo che l'export alimentare vale 60 miliardi, ma se noi pensiamo che l'Italian Sandy nel mondo vale 120, diciamo che a pensare male credo che magari uno ci azzecca anche, perché probabilmente ci sono delle tendenze attorno a livello mondiale, degli interessi che non sono i nostri sicuramente, ma sono contro gli interessi italiani, e questo non va assolutamente bene. Allora noi difendiamo il nostro lavoro, la nostra produzione, le nostre famiglie, le nostre imprese, e difendiamo soprattutto la capacità di non farsi mettere in ginocchio da una politica del New Green Deal che verso l'ambiente sano, pulito, non ha nulla a che fare, anzi va a criminalizzare delle situazioni che invece sono state rese penose dal fatto che qualcuno ha distribuito soldi a manetta pur di far sì che queste ONG continuino, diciamo, a fare un lavoro destabilizzante, e questo non va bene. Un'ultimissima cosa ti chiedo, senatore. Hai già fatto cenno, la sugar tax, a che punto siamo? Perché so che grazie anche a un tuo emendamento era stato rinviato a luglio di quest'anno, e hai appena detto quali sono i riscontri negativi di questa tassa. Come stanno le Allora, cose? l'abbiamo inserita nel proroga termini che è in Senato e ancora in commissione questa settimana, e la prossima dovremo poi approvarlo perché sennò va a scadere. La sugar tax vale 300 milioni di euro l'anno se venisse applicata, però tenete presente che si applica su delle bevande che valgono ben 40-50 centesimi al litro, con un aggravio di 10 centesimi per la tassa. Soprattutto non ha nessun valore questa tassa perché non incide, perché poi nei paesi dove è stata inserita questa tassa non c'è stato, diciamo, il tema del superare il problema dell'obesità, di superare il problema di quelle malattie che possono derivare da un utilizzo, diciamo, non consono di zuccheri, perché anche qui se io continuo a mangiare zucchero, non devo mangiarlo, non mi fa bene. Oppure dovrei tenere mezzo zuccherino nel caffè, va bene, però se ne metto 4 zuccherini, perché qui è tutto un tema anche di educazione alla nutrizione. E questo tema qui in quei paesi non ha dato quei risultati riscontrati. Allora noi siamo d'accordo sul fatto, abbiamo proposto questo emendamento, l'ho firmato io e altri miei colleghi. Io credo che non è stato dichiarato inammissibile, in discussione. Se il MEP trova la copertura, qui è sempre il gioco delle tre carte, che bisogna trovare le coperture, se c'è la copertura io credo che un rinvio possa essere dato, fino a fine anno. Io ho proposto il rinvio, noi abbiamo proposto come Lega il rinvio fino al 1° luglio del 2026, che andrebbe a scadere insieme a un'altra tassa che secondo me ha un valore veramente penalizzante per l'industria, che è il plastic tax. Però andremo a farle scadere insieme, verifichiamo in questo momento. A nostro avviso questa sarebbe una di quelle tasse da eliminare, però è stata inserita a livello europeo, dobbiamo trovare una soluzione da portare avanti. Benissimo, allora siamo in chiusura. Saluto il vicepresidente Commissione Attività Produttiva Palazzo Madama e senatore Giorgio Maria Bergesio. Grazie davvero, di risentirci presto. A tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Allora, proseguiamo, linee sempre aperte, se volete intervenire anche il servizio WhatsApp, andiamo anche a darvi qualche aggiornamento. Ci sono, diciamo, un buon mercoledì a te. Ci sono svariati simboli su sfondo bianco, rosso, verde. Non vedo il nome, ma vai, grazie. E poi abbiamo c'è un pranzo di
No, questo domenica 26 gennaio, pranzo di inizio anno, Lega Provinciale della Martesana, ristorante da Peppino. Senti che roba, c'è di tutto, salumi, melone bianco, insalata, risotto allo champagne, tagliatelle fresche. Oh, mai arriva. Allora, cos'è la tortura? Allora, siete avvisati, per prenotazione vi lascio il numero di telefono. È il pranzo della Martesana. Mi dimenticavo, 20 euro, che coi tempi che corrono, con tutto quello che c'è l'antipasto, 5 scelte, 2 scelte di primi, risolte fresche o a ragù e funghi. C'è maialino al forno, c'è la tagliata di manzetta alla Robespierre. Io l'ho mangiata, che non è, l'ha fatto Rosalia, che non è tanto, è fantastica, è fantastica. E poi, allora, io pensavo che fosse la Robespierre perché fosse molto, infatti deve essere molto a sangue. No, pare che quando fu imprigionato volesse la carne cotta in quel modo lì, è meravigliosa. Poi verdura al vapore, patate fritte, dolce, c'è torta spumante, caffè, bevande incluse a 20 euro. Signori, se non avessi qualche difficoltà a muovermi, vi lascio il numero di telefono 348 4105 798, Nunzio, ripeto, 348 4105 798. Se siete delle zone, quindi troverete persone che conoscono, se non siete di quelle zone troverete persone nuove da conoscere e soprattutto passerete una domenica con un pranzo davvero splendido. Chi sei qua? Il nome non ti vedo mai, io comunque per colpa mia non ti vedo, ti ringrazio in ogni caso. Poi abbiamo un po' di giorni fa, i Sex Pistols e gli Offspring. Allora, grandi, ti ringrazio per il complimento. Gli Offspring era una scelta, una richiesta di Luca con la cappa da Brescia, i Sex Pistols. Comunque le scelte dipendono dai genetriaci. Era il genetriaco di Johnny Rotten, e poi apprezzo anche i Gauss. Diventando vecchi comincio ad avvicinarmi alla musica metal, ma anche quello perché oggi è il compleanno del chitarrista dei Guns N' Roses. Abbiamo una telefonata che sta aspettando, quindi diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito di Matera. Tutto Ciao. bene? Senti, stavo sentendo la questione dello zucchero. Ma se si vuol mettere una tassa, tanto si mettono delle tasse dappertutto. Io ho il diabete del resto, quindi figuriamoci che se non conosco i danni dello zucchero. Piuttosto avrei vietato nelle scuole elementari le merendine, tutte quelle che l'alimentazione spazzatura, è quella la roba che fa ingrassare, ma quelle sono prodotte dalle grandi aziende e quelle magari non si toccano. Tu che mi dici, Pierluigi? Beh, questo lo dicono i dietologi o dietologi. Lo dice anche il buon gusto, un bel caro vecchio panino col salame, ma anche metteteci prosciutto crudo, lo speck, prosciutto cotto Emmental, con lì la maionese meglio di no, ma come si fa a dire di no? No. Ma tu metti un panino con la mortazza, dai, di quelli che si facevano quando andavamo a scuola al liceo, mamma mia. No, io ho un ricordo, Vito, quando lavoravo in fabbrica facevo 50-60 ore alla settimana e per fortuna potevo tirare il fiato il sabato, lavoravo solo 5 ore, dalle 7 a mezzogiorno, quindi mi svegliavo un'ora dopo, quindi lusso. E siccome insomma era sabato, uno di noi andava a prendere pane e mortadella intorno alle 11, dalle 10, pane, mortadella, birra, Coca-Cola per le signore. E mi ricordo che quel panino lì era mesi freddi ancora, il più buon mangiare del mondo. Quel panino, a parte che la mortadella quando è fresca e il pane quando è fresco sono perfetti. Ok, dai, lasciamolo stare agli altri. Aspetta, siccome ho dato indicazioni che non sono molto, diciamo, date per... Io mi ricordo anche comunque, proprio anche quando lavoravo in fabbrica, una buona mela è un pacchetto di crackers per come penso che il pacchetto di crackers non sia le mele quelle verdi, quelle un po' sono buone. Poi come si dice, una mela al giorno
togli Sì. il medico, ti togli. Io ti dico che la mela ti riempie, ti assorbe i succhi gastrici, poi sai com'è, quando si era giovani assolutamente. si andava a dormire alle 5 alle 6 e non avevamo bevuto acqua minerale e quindi lo stomaco un po' borbottava e la mela metteva a posto tutto. Vito, Però dimmi. sai cosa non trovo più e che mi mancano tanto? Almeno negli Abruzzi da mia nonna c'era un albero di quelle mele, di quelle di una volta, piccoline, rosse, acri, profumate, ma quelle non si trovano più, quelle nostre mele nostrane, tutte queste mele Golden, Smith, qua là, ma non hanno quel sapore di quelle piccole un po' acerbe. Ho Non so capito. se te le ricordi. Che erano quasi selvatiche quasi. Quasi selvatiche, che erano piccoli, ma gli alberi ne tenevano tantissime di quelle mele, mamma mia. Comunque, storia di altri tempi e di noveci. Ok, dai, ti abbraccio. Ci sentiamo. Ciao Vito, grazie per il tuo intervento e andiamo a vedere adesso. E qua c'è un TikTok, il link di un TikTok, ma da qua non riesco a aprire, Miki. Dopo aver sentito il dibattito parlamentare, ho sempre più la nausea per questa opposizione. L'intelligenza o meno messa a servizio della distruzione dell'Italia. Il PD in ogni caso cazzate sempre al 20%. Fintanto che muore una generazione che si fa strumentalizzare dal termine destra e fascismo per tenersela stretta. Dovremmo essere più all'attacco facendo una nostra commissione di centrodestra per tirare fuori tutti i loro scheletri nascosti e denunciarli ai tribunali, nomi e cognomi. Grazie da Maurizio. Maurizio è sempre molto critico, giustamente, perché bisogna esserlo, però non ci sono mai, anche quando Maurizio critica, non ci sono mai stati dubbi per capire da che parte sta. Io cerco di essere un po' più moderato perché alla fine ho scoperto da vecchio, io che nasco antidemocristiano sto scoprendo il democristiano che è in me, però Maurizio la penso esattamente come te, cioè magari io adesso che sono vecchio, qualche anno fa no, anzi usavo toni ancora ben più accesi, adesso magari userei magari sarei un po' più moderato, ma neanche tanto, ma il concetto, la sostanza è però tra l'altro io e te siamo leghisti, no Maurizio? Tu e io siamo, non ha importanza in questo caso, tu devi sentire quelli che una volta votavano a sinistra, loro cosa dicono? Loro, Maurizio, ho degli amici, conoscenti, amici che magari votavano a sinistra, eccetera, sono arrivati, hanno votato Lega, poi adesso votano addirittura Meloni, perché non li possono più vedere. C'è un rancore profondo per essersi sentiti per sentirsi presi in giro da questo ceto politico che ha la sinistra. Insopportabili li trovano. Quindi se quelli che votavano per loro la pensano come noi, fatevi una domanda, datevi una risposta e mandiamo un brano musicale. I Guns N' Roses, dai, una veloce incursione dei Guns N' Roses e poi chiudiamo alle 14:28, andiamo a chiudere con Segui la Lega.
Peccato davvero. Questo, li conosco pochissimo, questo è un gran brano, a me piace moltissimo, penso anche che sia grande musica. Bene, in tarda età scopro i Guns N' Roses come i ragazzini. Bene, non mi dispiace, sapete. Feste della Lega, dove le trovate? Sul sito Lega Online. La sigla. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vai, segui la Lega prima che la Lega seguisca te la Pellegrina o segua te la Marciana. Sono sul sito legaonline.it, lì trovate le feste, il calendario delle feste della Lega. Avete sentito prima per la festa della Martesana, per l'incontro della Martesana domenica cosa c'è, e poi abbiamo legaonline.it, scritto legaonline.it, potete iscrivervi, facile, 10 euro tramite PayPal, poi il codice fiscale, quindi verrà recapitato la maggiore per via postale, ma se in mezzo ci sono poste italiane, raccomando, ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e che non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier, il 2 per 1000 sono soldi dello Stato, però noi possiamo dirgli dove spenderli. D43 nella vostra dichiarazione dei redditi, non vi costa nulla, ma fa molto bene alle vostre idee, perché se avete idee, diciamo, politicamente, culturalmente vicine alla Lega, questo è un modo ideale. D di Domodossola, 4 come i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto, D43. Poi abbiamo le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, domani ora Antelucana, ora Presta, 7.45 con il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi a Radio Anch'io. Poi sabato il responsabile scuola Armando Siri, Rai 2, addirittura alle 6.30, qui siamo nella cuore della notte, altro che ora Antelucana. Martedì 11 febbraio con il sottosegretario al lavoro Carlaudio Durigon, rubrica economia, emittente Sky TG24. Stop, ho già sforato troppo. Tra poco comunque. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Lingua en feu gajamin, loi d'appel escu. Qua bocca spalanca, morso da carne tu. Sta la negra caluche, me veggio de moi. Elle est tout douce, de la Méditerranée. Se jamais ti me perdoniamo, se non riesco a essere porco
Comment il te pensait? Testa che te sciammin, l'erfe dei gaspin, fatta mia sciammin, roggio de musappin, e un moron tu si pudessate cusci, tu che peghi a mu, sultana de bagash, da che c'ha di sciammin, una peccata sponda, prima che quacca montacchina, come se te svente l'onda. E l'ultimo respiro regina muerte sempre montegno pasciurti da un gruppo di gambe. Respirando, regina muerte sempre, montegno pasciurti, da un gruppo di gambe, e l'ultimo respirando, regina muerte sempre, montegno pasciurti, da un gruppo di gambe. Allora, è quasi una coincidenza junghiana, perché Fabrizio De André è l'ospite, è di Genova anche lui, è genovese anche lui. Sto parlando di Fabrizio Amadori, che abbiamo in collegamento Skype. Bentornato ai nostri microfoni, Fabrizio. Buongiorno. Dunque, con te per parlare di questo... Mi trovo in una clinica. Oh, ecco, abbiamo avuto qualche problema. Per parlare di questo studio che hai fatto, di questo confronto, di questo studio, lavoro che hai fatto con l'intelligenza artificiale, con non solo la pronuncia, comunque Large Language Models, sono sistemi di intelligenza artificiale progettati per comprendere, generare e manipolare il linguaggio umano. Hai fatto insomma delle sperimentazioni e hai fatto creare dei racconti gialli. Questo studio è stato pubblicato anche da Prometeo, quindi da un'importante testata culturale italiana. Allora, da dove partiamo? Una domanda molto ingenua, quella che forse però ci facciamo tutti, Fabrizio. La creatività, che ingenuamente sono un fanciullo, io penso in tanti crediamo essere una scintilla che si accende o da solo, che viene accesa in qualche maniera da noi. Può essere invece una situazione sintetica con l'intelligenza artificiale, l'AI o IA o IA o I, come insomma si pronuncia, può essere creatività sintetica. Allora, questo
questo articolo che tu, intanto buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori. L'articolo a cui tu fai riferimento è un articolo che io ho scritto con l'ingegnere Gianluca Bailo, che è un ricercatore dell'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, che è uno dei più importanti in Italia. E quindi lui è stato importante in questa attività ed è importante quindi anche citarlo, l'ingegner Bailo. E l'IIT. La mia parte è stata da filosofo della scrittura, da teorico della scrittura, e la parte dell'IT è stata una parte importantissima perché poi l'ingegnere ricercatore deve mettere a terra in una maniera comprensibile per la macchina delle semantiche per intelligenza artificiale, che sono delle semplici regole ma abbastanza articolate, abbastanza complesse, e per fare in modo che poi la macchina possa rispondere, come dicevi tu, in maniera, tra virgolette, creativa. Allora, il presupposto di qualsiasi discorso sulla creatività della macchina, scusate, parte da un discorso sulla creatività umana, almeno questa è la mia posizione. Io, come dicevi tu, ricordavi, ho scritto questo articolo che è uscito a dicembre del 2024 con Bailo. In realtà ne avevo scritti anche altri prima, occupandomi proprio di creatività in ambito in particolare letterario, e mi ponevo alcune domande da teorico della scrittura, domande riguardanti la creatività umana. Dato che io parto da una posizione chiara, che è quella di Edgar Allan Poe, che mi aveva ispirato sin dai tempi dei miei esami di estetica nel corso di laurea di filosofia, perché io sono laureato in filosofia, avevo trovato in uno dei 2 esami di estetica che affrontai un saggio proposto dall'allora professore di Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione. In questo saggio Poe fa notare una cosa molto importante, cioè lui dice: io ho composto, questa è una cosa che forse abbiamo già affrontato nel passato, ma adesso la leghiamo a questo articolo, no? Evidentemente. Io ho composto, dice Poe, la mia poesia più nota, cioè Il Corvo, come se si fosse trattato di un problema matematico. E quindi fa tutta una serie di passaggi logici che in qualche modo rappresentano da dentro il processo creativo che ha determinato il successo di quella poesia. Però attenzione, come se si fosse trattato di un problema matematico. Vedi bene che lui già a metà dell'Ottocento si avvicinava a questo approccio matematizzante alla creatività, che non può che essere quello proprio delle intelligenze artificiali, degli ingegneri e degli scienziati che se ne occupano. Quindi per me Poe è stato un precursore di questo approccio razionalizzante alla creatività. Lui l'applicava all'uomo e diceva: io ho creato qualcosa, io come essere umano ho creato qualcosa come una poesia di successo, trattandola come fosse un teorema matematico, un problema matematico. Io dico, per estensione, prima l'ho detto in un saggio intitolato Ragionare alla Poe, che questo stesso approccio si può estendere alla prosa. Ripeto, Poe alla poesia, io nel mio piccolo, per carità, ma l'ho esteso alla prosa in questo saggio che era uscito su Avanguardia, mi pare nel 2015. Avanguardia è un'importante rivista letteraria di militanza culturale. Quindi era già uscito questo tentativo mio di, come dire, esercitare un approccio poeano alla scrittura creativa. Stiamo parlando ovviamente di scrittura alta. Evidentemente questo approccio matematizzante, o comunque molto razionale, che Umberto Eco ha definito, riferendosi all'articolo di Poe, al saggio di Poe, la sua esperienza aristotelica decisiva, evidentemente questo approccio che io, riprendendo da Poe, lo applico al fare creativo umano, sul quale peraltro sto scrivendo un libro intero, non a caso intitolato Ripartire da Poe, evidentemente si può estendere, questo è il tentativo, anche alla creatività della macchina, quindi non soltanto alla creatività umana con questo approccio razionalizzante, quasi matematizzante, ma
per estensione a questo punto alla macchina. Questa è, diciamo, la sfida. Qual è il problema vero? Adesso arrivo all'articolo, però qual è il problema vero secondo me? Che evidentemente l'uomo e la macchina creano in maniera diversa. Basti questa riflessione molto semplice. L'uomo quando crea c'ha una parte evidentemente diciamo razionale ed è una parte, come ho appena detto, molto più razionale di quanto non si pensi. Soprattutto, ovviamente, mi sto riferendo soprattutto per le opere di alto livello, mi sto riferendo alle opere di alto livello, non alle opere che vengono buttate sul mercato tutti i giorni, tutti gli anni, a centinaia, migliaia, decine di migliaia. Io mi sto riferendo alle opere chiamate a rimanere nel tempo, che sono una piccolissima minoranza, no? Ecco, queste opere dal mio punto di vista, diciamo, c'erano dietro le quinte un'attività razionale molto più grande di quanto solitamente non si pensi. Dopodiché, e questo è il punto fondamentale che un po' mi distingue da poche non lo sottolinea, c'è una parte irrazionale, se si parla di essere umano, che è molto importante, ma nella mia visione la parte irrazionale è tanto più importante quanto più è preceduta da una parte razionale. Ma ripeto, questa parte razionale non esclude la parte irrazionale, l'anticipa e la potenzia. Benissimo. Quando si parla di macchina, evidentemente di quale parte razionale e di quale parte irrazionale si parla? Quando si parla di macchina, qual è l'irrazionalità a cui si può fare riferimento? Inoltre, quando si parla di razionalità e di irrazionalità, evidentemente entra, non dico neanche più dalla finestra, ma dalla porta principale, il discorso della coscienza. E qui, qualunque cosa questa cosa significhi. E quindi, prima di parlare, dal mio punto di vista, prima di parlare di intelligenza artificiale e di creatività artificiale, tirando in ballo dal mio punto di vista, ma credo da un punto di vista di buonsenso, la razionalità e l'irrazionalità, che è la parte inconsapevole dell'attività creativa, la vera domanda è: di che coscienza si può parlare quando si parla di macchina? Come vedi, prima di parlare di intelligenza artificiale, bisognerebbe fare chiarezza su tanti di quei punti che sono poco chiari per la riflessione filosofica, anche la più alta, e tanto più è alta quanto più è complessa da comprendere, ed è complesso per chi la fa arrivare ad una qualche conclusione definitiva. Come vedi, prima di parlare di intelligenza artificiale, di creatività artificiale, perché in questo caso si sta parlando di creatività artificiale, quando una macchina si occupa di romanzi gialli si sta parlando di creatività artificiale, forse bisogna incominciare a parlare di che cos'è la coscienza riferendola alla macchina. Ti do una notizia: in realtà la questione della coscienza non è chiara neanche rispetto all'uomo, e non è neanche chiara rispetto alla sua attività creativa, figurarsi rispetto alla macchina. Concludo riferendomi all'articolo uscito a dicembre 2024 con Bailo su Prometeo. C'è tutta la parte poi del test fatto da IT sfruttando le mie semantiche, cioè le mie regole. La conclusione a cui siamo arrivati è che, senza scomodare i grandi discorsi che ho appena fatto, i grandi problemi che ho appena fatto, tornando a terra, tornando sulle cose più semplici, quello che abbiamo osservato è che la macchina ad oggi, se ci riferiamo al giallo, noi abbiamo provato a fargli fare un giallo, non è in grado di sviluppare l'effetto sorpresa. Dato che qua non stiamo parlando del noir, che è una cosa su cui avrei anche qualche bel punto interrogativo, un testo diciamo un pochino problematico anche da definire. Qua si sta parlando del giallo deduttivo, del grande giallo, del giallo alla Conan Doyle, del giallo all'Agatha Christie. Evidentemente l'effetto sorpresa è fondamentale. Ecco, dando delle semantiche e anche rimarcando la questione dell'effetto sorpresa, abbiamo notato che al di là del, diciamo, di un effetto sorpresa minimo che nasce fisiologicamente dal botta e risposta
tra l'investigatore e l'indagato. Al di là di questo, effetti sorpresa degni di questo nome, la macchina con il nostro esperimento non è stato in grado di darla. Quindi, stando soltanto sul piano, diciamo, del romanzo giallo, però un piano alto, perché stiamo parlando di attività creativa, ad oggi, ripeto, la macchina non è in grado di creare quell'effetto sorpresa che invece l'uomo è in grado di dare. Poi, se vuoi, possiamo articolare un pensiero, una mia opinione su come si può creare un effetto sorpresa nel giallo umano, ed è, come vedrai, se poi approfondiremo, anche qui una cosa molto più razionale di quanto non si supponga da parte di non esperti, non specialisti di questo settore. Però una volta che abbiamo capito che l'effetto sorpresa è una cosa abbastanza complessa anche per l'uomo, ma si possono incominciare a provare a dare alcune regole, ebbene, queste regole implicano la presenza di un cervello umano. Nel momento stesso in cui noi ci spostiamo in un cervello, tra molte virgolette, artificiale di una macchina, l'impressione è che la macchina non sia in grado evidentemente di seguire regole del genere, e al massimo quello che potrebbe fare, una mia supposizione, è lavorare molto sulla quantità e lavorare anche sul copiare. Cioè, probabilmente la cosa migliore che ad oggi può fare la macchina per creare l'effetto sorpresa è, come dire, imitare l'effetto sorpresa altrui, potenziando la sua capacità di raccogliere informazioni. Questo lo sto dicendo a spanne. Però se vogliamo invece parlare di un'attività creativa della macchina che riesca a raggiungere da solo un effetto sorpresa, ad oggi con il nostro esperimento questo non risulta come capacità da parte della macchina. Allora, c'è un punto di domanda, però magari abbiamo ancora qualche minuto e magari sentirti anche su quali sono stati gli aspetti più interessanti in questo tuo lavoro. Però la grande domanda è l'autoapprendimento. A oggi, infatti, tu scrivi anche che non può, l'intelligenza artificiale non è ancora pronta per il romanzo lungo, non ha un controllo, diciamo, dei dati sufficiente. L'hai appena detto anche adesso. Se questo però lo dice più l'ingegnere, ripeto, questo è un articolo a quattro mani e questo è un aspetto, tant'è vero che il prossimo esperimento sarà proprio su testi più lunghi. Adesso abbiamo provato sui testi più corti. Detto questo, non credo che la lunghezza in sé farà la differenza rispetto all'effetto sorpresa. Un effetto sorpresa si può fare anche in un testo di 40-30 pagine, non deve essere 200. Il problema vero è che l'effetto sorpresa, dal mio punto di vista, dal punto di vista di un teorico della scrittura come me, che ha buttato giù anche delle riflessioni che tra l'altro devono essere pubblicate, ma questa volta in un libro intero, non verrà affidato a un singolo articolo, la mia impressione è che alla fine queste regole abbastanza complesse che entrano già nelle pieghe dell'attività creativa quando si parla di un giallo implicano, come dicevo prima, la presenza di un cervello umano. E io ovviamente mi occupo di creatività umana, ovviamente essendo una creatività molto razionalizzata mi ha permesso comunque, io sono più abituato magari a creare delle semantiche, delle regole precise, ed questo è il motivo per cui le ho proposte io a questo istituto di ricerca che le ha sottoposte alla macchina. Abbiamo chiesto una valutazione della macchina, la macchina ha valutato queste regole piuttosto efficaci, è stata molto gentile, fammi fare la battuta, dopodiché però quando si è trattato di metterle in pratica, come dire, queste regole si sono rivelate, citando Nietzsche, forse ancora umane, troppo. Cioè, quasi la conclusione è che queste regole sembrano più fatte per orecchie umane, orecchie però, come dire, abituate a un discorso alla Poe, un discorso alla Eco che apprezza Poe, un discorso alla Eco che valuta la creatività in un certo modo, molto lontana da quella, scusa se faccio questo excursus filosofico, alla Benedetto Croce. Evidentemente questo approccio che non c'entra niente con una visione idealizzata dell'attività creativa, e non mi riferisco solo a Croce, che peraltro nel mio libro Ripartire da Poe critico, ma possiamo anche scomodare altri autori grandi come Heidegger o Gadamer. Ecco, questo approccio è lontanissimo da quello
cui mi riferisco a un approccio poiano, ma per cervelli umani, e poi infatti si chiede come mai altri autori di alto livello non abbiano provato a dire loro come hanno composto, dando altre indicazioni. Il punto è vero, è questo, che molti non vogliono, come dire, esprimere quelli che sono i trucchi che li hanno portati al successo, e aggiungerei anche dire come tu sei riuscito a creare qualcosa rappresenta una sfida intellettuale che non tutti sono in grado di affrontare. Cioè il fatto che tu sia una persona che ha affrontato un testo, ha affrontato una sfida intellettuale molto bene, non fa di te uno che è bravo come può ad esprimerla, a rappresentarla, a descriverla punto per punto. Anche per fare questo ci vuole un talento, tant'è vero che in questo caso, nel caso di Poe, filosofia della composizione, si può parlare tranquillamente non solo di un saggio creativo, ma io direi di un nuovo tipo di saggio, e non a caso io ho introdotto per descrivere il saggio di Poe, per dire che tipo di saggio era, e nel mio piccolo anche quello mio conseguente ragionare da Poe come un saggio di narratologia deduttiva, che è un concetto nuovo che ho introdotto in un altro articolo uscito da Prometeo qualche anno fa. Ecco, ti stavo chiedendo, abbiamo ancora un paio di minuti, il tempo è volato. L'autoapprendimento, come ti sei posto di fronte a questo che è il principio, un principio fondamentale, mi sembra, dell'intelligenza artificiale? Hai avuto modo di confrontarti con questo principio? C'è da aspettare prima di arrivare a conclusioni troppo azzardate? Cosa ne pensi, insomma? Allora, io lo vedo dall'esterno, questa è più una cosa da fare ai programmatori, questa è una domanda da fare ai programmatori, Bailo e compagnia bella. La mia impressione è che questo autoapprendimento rimanga ancora a livello quantitativo e non qualitativo quando si parla di attività creativa. Cioè, tu punti all'effetto, parlo della macchina, che tu sei in grado di, ma in realtà l'effetto che tu riesci a ottenere non è il frutto di chissà quale salto di qualità dal punto di vista della programmazione o dell'algoritmo, no? La matematica è sempre quella fondamentalmente, ma io credo che sia un cambiamento, un miglioramento sempre legato a un processo di potenza quantitativa della macchina. Prima di arrivare a un salto di qualità vero, quindi un computer, una macchina, un'intelligenza artificiale che riesce a creare un effetto sorpresa attingendo da capacità proprie, secondo me ci vorrà molto molto tempo, e la vera domanda è se questo effetto che noi rincorriamo come esseri umani è un effetto che va bene per come noi siamo fatti, per come la nostra capacità per come la nostra mente è, perché è un effetto sulla mente umana, è un effetto che ci riguarda. Non è escluso che un lettore artificiale, perché noi stiamo parlando di un creativo artificiale, ma si potrebbe aprire anche la parentesi del lettore, del fruitore artificiale, potrebbe ritenere che, stiamo parlando di un ambito distopico, potrebbe ritenere che l'effetto sorpresa non gli interessa un'altra cosa, che invece la macchina è perfettamente in grado di fare. Cioè noi stiamo imponendo alla macchina degli effetti che vanno bene per noi, per come noi siamo fatti, anche proprio biologicamente, per come il nostro cervello è fatto, al di là poi di tutta la questione culturale. Io direi, tra l'altro, che l'effetto sorpresa di un giallo deduttivo è qualcosa che è trasversale rispetto alle epoche, perché attinge da una capacità logica che da 150.000 anni sempre la stessa, ma questo tipo di ragionamento non, va a mettere in crisi quello che dicevo prima, e cioè la macchina veramente vuole raggiungere un effetto sorpresa una volta che sarà veramente evoluta, un effetto sorpresa che faccia piacere a noi come lettori, che piaccia a noi come esseri umani. Magari la macchina, una volta che avrà veramente fatto un salto di qualità, cercherà in un giallo degli effetti molto diversi da quelli che sono più alla portata di un cervello umano e che a noi potrebbero non piacere. È una provocazione, ma per dire attenzione, perché se la macchina fa un salto di qualità potrebbe dire il giallo fatelo da solo, parlo degli esseri umani. Io magari mi creo un giallo che piace a me, non solo come creativo artificiale, ma come fruitore artificiale. È una provocazione per dire che in realtà un salto di qualità della macchina a me fa solo paura
a immaginarlo, perché un salto di qualità che permette a una macchina di essere un creativo ad alti livelli vuol dire che veramente entra in concorrenza con l'essere umano. È quello che vogliamo raggiungere, punto di domanda, perché un creativo può essere anche un creativo pericoloso, non è necessariamente un creativo che scrive poesie sull'amore, potrebbe essere un creativo che fa ben altro, insomma, no? E questo è quello che ci stiamo chiedendo. Rimane una domanda aperta. Fabrizio, devo chiudere, purtroppo abbiamo veramente esaurito lo spazio. Grazie a Fabrizio Amadori e a risentirci presto. Grazie a voi, un abbraccio a te e ai tuoi ascoltatori. Siamo veramente in conclusione, ringrazio la meravigliosa Sveva sulla tolda di comando in regia tecnica, ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.